26 febbraio e siamo presso Sette Cainati, la discarica di Sette Cainati che si trova a via Ridotto dell'Olmo, gestita dalla SAPN. Pneumatici, tubi elettrici, amianto, è amianto quello, molto amianto, pneumatici, campi coltivati dietro, pneumatici, sempre terreni coltivati, rifiuti di ogni genere, sempre amianto, ecco qua. Plastiche auto, lì sono tubi che si usano per l'irrigazione, ecco qua. Questo, quindi alle spalle c'è il campo coltivato, si vedono anche delle ceste in alto, non sappiamo come arrivarci per vedere al di sotto cosa c'è. Qui c'è anche la pozzolana flegrea, ingombranti, e pneumatici, plastiche che sono proprio interrate, fanno parte dell'incorpo tra il terreno qui, un water completo, qualcuno che sta facendo i lavori edili, una cristalliera, qui hanno messo del brecciame e quindi hanno allargato la strada lasciando tutto in terra. Doni di pittura, questa è la pozzolana flegrea. Continuiamo sempre per la strada adesso che ci porta direttamente a via Grotta dell'Olmo e vediamo cosa c'è. Qui dietro si vedono che ci sono delle serre. Continuiamo, lì c'è amianto, pneumatici di varie tipologie, di varie dimensioni, pesce, materassi, pesce. Questo non si capisce più che roba sia, pneumatici, si continua, pneumatici di grosse dimensioni, quindi sono di autocarri sicuramente. Qui sempre terreni tutti coltivati all'esterno, alle spalle.
edilizi, pneumatici. Hanno fatto il muro di cinta con la monnezza. Ecco qua. Terreni coltivati e noi siamo quelli che vogliamo alterare l'economia locale. Continuiamo.